Salve a tutti! Con questa rubrica cercheremo di scoprire e riscoprire alcuni degli interpreti della canzone napoletana del Novecento. Un'operazione difficile visti i tempi, ma ci proviamo. Parleremo dei cantanti nati tra il 1900 e il 1965. Questa puntata è dedicata ad un cantante degli anni 60 che nel corso della carriera sperimentò anche suoni nuovi. Enzo Jannacci. Enzo Jannacci nasce a San Leucio del Sannio, Benevento, il 14 novembre del 1935. L'artista studia canto e impostazione lirica con Enzo Aita per circa 3 anni. Nel 1959 prende parte ad un concorso di voci nuove indetto dalla RAI e arriva in finale con la canzone Addio sogni di gloria. Nello stesso anno partecipa alla Piedigrotta alla canzonetta, ottenendo un grande successo con la canzone di Annone Acampora, Briacato e te. Inoltre, l'anno successivo firma il suo primo contratto discografico con l'etichetta Columbia e debutta a teatro girando i maggiori palcoscenici della penisola con la rivista di Nelli e Vinti Bruni contro Bruni, con Sergio Bruni, Vera Nandi e Serena Michelotti. Per l'occasione ottiene un gran successo con il brano D'amore non so moro, eseguito fuori programma tra il primo e il secondo tempo della commedia musicale. Nel 1961 partecipa al Maggio Canoro napoletano con la canzone Suonne Maranaro e sempre nello stesso anno prende parte al Giugno della canzone napoletana dove interpreta Nottate Mandolino e Como luce nei still, in abbinamento con Fausto Cigliano e Gina Armani. Ritorna poi a teatro, prendendo parte alla rivista di Michele Galdieri Nacque a settembre, con Agostino Salvetti, Riccardo Billi e Tecla Scarano. Nel 1962 passa all'etichetta discografica Regal e debutta con il 45 giri Senza mamma. Il brano, di Francesco Pennino, apparterrà alla futura colonna sonora del film Il Padrino, di Francis Ford Coppola. Nello stesso anno partecipa alla prima edizione della Barca d'Oro, la 2 giorni della canzone italiana e napoletana, organizzata dal mensile L'Eco della Ribalta. Dopodiché prende parte al 10° Festival della canzone napoletana. Dopodiché partecipa al 10° Festival della canzone napoletana, con la canzone Sinceramente, eseguita in abbinamento con Maria Paris. Nel biennio 1963-64 si dedica alla canzone sceneggiata, registrando una serie di 45 giri tratti dall'antico repertorio partenopeo. Molti di questi dischi portano come lato B alcune prose della compagnia di sceneggiata di Arturo Gigliati e Adele Moretti. Nel 1964 ritorna al Festival di Napoli, dove propone, in abbinamento con Aura D'Angelo, la canzone E si non fosso vera. Nello stesso anno, dopo aver vinto il primo premio al Festival di Taranto, tiene un'intensa tournée all'estero con tappe in Germania, Malta, Tunisia, Australia e in America Latina, dove è molto popolare. Dopo aver preso parte al programma televisivo La Fiera dei Sogni, nel 1967 debutta al cinema, prendendo parte al film Stasera mi butto. Nel frattempo si aggiudica il Festival di Palermo e partecipa a Lugano, come ospite fisso, ad un programma musicale sulla rete nazionale. Per l'occasione si esibisce con la popolare orchestra La Radiosa. Seguono, sempre in Svizzera, numerose apparizioni e partecipazioni in programmi radiofonici. In tutta la seconda metà degli anni 60 cambia diverse etichette discografiche, approdando alla Ricordi, alla Jolly e alla Ariston. Con quest'ultima intraprende il percorso della musica classica napoletana, registrando 3 album, 2 dedicati al poeta e a Mario e 1 al Libero Bovio. Nel frattempo si esibisce alla radio con l'orchestra Simonetta e successivamente con l'orchestra Migliardi e con l'orchestra Esposito. Si mette poi in mostra come cantautore, firmando testi e musica di suoi brani. Nel 1970 raggiunge un buon successo il 45 giri Musica Proibita, pubblicato dall'etichetta Zeus di Espedito Barrucci. L'anno successivo doveva partecipare al 19° Festival della canzone napoletana del 71, ma la manifestazione fu annullata all'ultimo minuto dalla RAI. Nello stesso anno prende parte al programma televisivo Napoli Ieri e Oggi.
Per tutta la prima metà degli anni 70 è spesso ospite in televisione, prendendo parte in programmi come Canzoni alla finestra e Sette voci, dove porta al successo Laura ringrazio te. Ritorna ad un concorso canoro nel 1975, quando partecipa al primo festival pirotecnico del Golfo di Napoli. Nel 1978 firma un contratto discografico con l'etichetta Sintesi 3000 e debutta con il 45 giri Love in discoteca, motivo con cui Iannace inizia il suo nuovo percorso artistico, che lo vede impegnato non più con la musica classica napoletana, bensì con ritmi musicali più moderni ed elettronici. Interessanti in questo periodo le sue proposte in lingua inglese, nonché le nuove versioni a ritmo dance di brani di classico napoletano come Malafemmina, Te voglio bene assai, Come le rose ed altre. La svolta musicale del cantante si completa con un rinnovato look molto giovanile e di tendenza. Per tutta la prima metà degli anni '80 tiene numerose tournée all'estero, dopodiché rallenta la sua attività artistica. Enzo Iannace muore a Napoli il 20 aprile del 2018. Ci sarebbe tanto da aggiungere, ma il tempo a disposizione è finito. Fortuna che c'è internet! Vi invito a cercare le canzoni su YouTube. Vi invito a cercare nelle enciclopedie che parlano della canzone napoletana e dei suoi interpreti. Per chi volesse vedere questa puntata ed altre, può farlo visitando i social. E con questo ci salutiamo dando spazio alla voce. E ricordate, la memoria ci salverà dall'omologazione. Penso. Grazie per la visione e alla prossima. Statevi buoni! È inutile che passa insieme a nata per fa dispietto a me. Io mo non soffro più, ma so cagnata, non so gelosa di te. Ma quando penso a te che sta bugia, chi fuori da gelosia, ma attacca a te. Parlamma già così sinceramente, inutilmente, noi ci perdiamo sta felicità, perché sti cuori nostri stanno a soffrire, perché non ci diciamo la verità, si voglia bene a te. Perché non ci diciamo la verità, si voglia bene.